Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo? Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Passato buone feste? Buonissime! E guarda dove siamo oggi, che posto straordinario! Straordinarissimo! Siamo a Chioggia. Infatti te lo stavo chiedendo, mi hai interrotto. Siamo a Chioggia, siamo a Chioggia. Ero curioso. L'antica Clodia, famosa per il sale ai tempi dei Romani, è divenuta una città importantissima, inserita nel contesto lagunare, più antica di Venezia, che ci sta per offrire innumerevoli opportunità dal punto di vista storico, culturale, economico, paesaggistico e non lo so, lo scopriremo. E andiamo! Evviva! Via! Benvenuti nella città di Chioggia. Chioggia è una città stupenda, immersa nella laguna di Venezia, una città storica dalle 1000 potenzialità, è una città che ha il centro storico, che ha ovviamente valore culturale, storico e architettonico, poi abbiamo Sottomarina e Isola Verde con gli splendidi litorali, la nostra spiaggia, diciamo, che durante il periodo estivo ovviamente è invasa pacificamente da tantissimi turisti italiani e stranieri. Perché venire a Chioggia? Perché è una città da vivere sicuramente 365 giorni all'anno, che offre moltissime opportunità, quindi trascorrere un weekend nella nostra città vorrebbe dire visitare la parte storica con le nostre chiese, con i nostri monumenti, con la nostra torre di Sant'Andrea, con il nostro museo diocesano, il museo civico, e perché no passare delle splendide giornate anche con i nostri litorali, dove abbiamo la spiaggia che è stata ovviamente ritenuta dagli esperti la spiaggia che abbronza maggiormente a livello nazionale. L'amministrazione comunale si sta impegnando proprio in questi giorni con la presentazione della Cittadella dello Sport, un master plan veramente bellissimo che riguarderà il futuro delle attività sportive nella nostra città, associazioni sportive che sono tantissime, che svolgono ovviamente un valore sociale per i nostri giovani, ma infrastrutture sportive degne di questo nome che daranno anche un futuro alla nostra città, perché sarà una città ricettiva, perché lavoreranno chiaramente le nostre strutture ricettive, alberghi, B&B, appartamenti, perché chiaramente quando andrai ad organizzare delle attività sportive nella nuova Cittadella dello Sport, chiaramente la città sarà invasa pacificamente da tanti sportivi che arriveranno da tutte le parti d'Italia. Quindi una città da vivere 365 giorni all'anno, in tutte le stagioni dell'anno, e non mi resta altro che dirvi, vi aspettiamo nella nostra splendida città, nel nostro splendido paradiso che vedete ovviamente alle mie spalle. Chioggia, storia e leggenda, storia antica. Venne costruita questa comunità in epoca romana, facente parte della Venezia Etistria, la 10ª regio.
Lo si vede dall'urbanistica, dal tessuto di questa città con un cardo e un decumano. Il cardo è l'attuale Corso del Popolo, da tantissimi rinvenimenti archeologici e dalle parole di Plinio il Vecchio, che nel Naturalis Historia diceva: risalendo dal delta padano, dopo Adria, porto etrusco che aveva dato il nome al mare Adriatico, si incontrano le foci originate dalla sovrabbondanza di acque dette fosse filistine. Si riferisce proprio a Chioggia, che all'inizio non era un'isola, una penisola. Pensate che nel 500 i veneziani scavarono il canale della Cava e crearono fondamentalmente l'isola che vediamo oggi. La struttura è a spina di pesce, quindi canali e strade, un po' come erano le costruzioni delle città romane del tempo. Però c'è anche la leggenda. Si dice che Enea, partendo dalla distrutta città di Troia, percorse il Mediterraneo e si fermò nel Latium, ma non era solo. Altri 3 compagni di viaggio, Antenore, Equilio e Clodio, i quali si fermarono ben prima, proprio qui, lungo la laguna veneta. Fondarono rispettivamente Padova, Aquileia e Clodia, che è l'attuale Chioggia, che era un luogo importantissimo soprattutto per la produzione del sale, tanto che Cassiodoro diceva che era forse il sale più pregiato del Mediterraneo. Entriamo in quel momento difficile per tutto il nord Italia, le invasioni. Si attestano proprio in questa laguna a sud nel 401 i Visigoti di Alarico. Poi arrivano nel 404 gli Alani e i Vandali, successivamente nel 452 gli Unni di Attila che distrussero Aquileia, Verona e Padova. Nel 568 l'arrivo dei Longobardi e poi questa grande lega che si unì ai Bizantini, in cui tutte le isole litoranee, soprattutto del Veneto, decisero di unirsi insieme. E nel 667 Equilio, Metamauco, Civitas Nova Eracleiana, la stessa Clodia elessero il primo doge della Serenissima Repubblica di Venezia, Paoluccio Anafesto, e siamo nel 667. Dopo i Longobardi ci fu un tentativo da parte dei Carolingi di invadere questa zona, ma senza successo. Diciamo che la storia medievale e rinascimentale di Chioggia è unita a quella di Venezia, seppur mantenendo davvero un'importante autonomia. Ricordiamo la grande battaglia, la guerra di Chioggia, del 1379, in cui i genovesi tentarono di occupare la laguna veneta. Ci fu poi la rivalsa da parte dei veneziani, da quel momento in poi un grande periodo di sviluppo e di crescita da parte di questa città che mantiene viva la propria anima, il rapporto con la laguna, con il mare Adriatico, con la pesca, ma soprattutto con la storia che parte dalla romanità e arriva ai giorni nostri regalandoci una città davvero meravigliosa. Siamo arrivati all'interno di Palazzo Grassi, ci accolgono queste reti da pesca, presumo antiche. C'è un riferimento con la pesca in effetti, perché questo palazzo venne costruito tra il 1701 e il 1714 dalla famiglia appunto Grassi, potente nucleo di commercianti proprio di Chioggia. Dall'800 diviene addirittura acquistato dal comune un ospedale. Quindi per oltre 100 anni all'interno di queste mura sono nati tantissimi abitanti della città di Chioggia e c'è questo richiamo alla sua storia e alle sue genti proprio attraverso le reti. Oggi contiene il Museo Olivi, lo vedremo per qualche attimo, ma soprattutto è anche un importante presidio di ricerca universitaria di biologia marina e conosceremo il dottor Matteo.
con il dottor Matteo, ricercatore biologico marino. Io ti ringrazio dell'accoglienza e ti chiedo, Matteo, cosa racconta questo luogo? Questo luogo è una testimonianza della biodiversità marina dell'Alto Adriatico, è una collezione che ci arriva a noi dalla fine del 1800 e ci racconta di com'era fatta il mare a quel tempo, cambiamenti negli anni che si sono susseguiti con anni di pesca professionale, ma anche di cambiamenti dell'ambiente vero e proprio, dovuto quindi al cambiamento del clima. E questo vuole essere un percorso divulgativo aperto a tutti per conoscere il nostro mare. Quindi queste teche ci mostrano com'era il mare 150 anni fa circa. Circa. Il cambiamento delle specie, della flora dovuta a quello che dicevi. Ma c'è un'attività di ricerca che voi svolgete qua? Sì, svolgiamo un'attività di ricerca da alcuni anni a stretto contatto con i pescatori di Chioggia, dove grazie alla loro collaborazione studiamo la biologia e l'ecologia delle specie, quelle che sia in mare che in laguna, che anche la laguna ha un ruolo fondamentale per questo ambiente. Giù c'è un pescione gigantesco. Sì. Cos'è? Vieni, ti porto a vedere lo cos'è? squalo elefante. E sarebbe? È un grandissimo vertebrato che ancora dovrebbe essere presente nei nostri mari, anche se gli avvistamenti sono sempre più rari, ma lo abbiamo conservato proprio per testimoniare la sua presenza. Quindi quello era qua. vivo e nuotava Sì. qui al largo Assolutamente, del nostro... vieni, ti faccio vedere. Andiamo, sono curiosissimo. Ecco qua lo squalo elefante. È un esemplare che è stato catturato accidentalmente dai pescatori e poi è stato donato al museo e lo abbiamo qui conservato proprio per testimoniare la presenza di questo esemplare. Quindi non è una riproduzione, è il pesce vero che è stato Esatto. tipo imbalsamato. Sì, tassidermizzato si dice per questi esemplari. Ma è un pescione così, cosa mangiava? Mangia plankton. Sì, plankton che è la base della catena alimentare dell'ecosistema marino. Questi esemplari sono ancora presenti nell'Adriatico anche se sono sempre più rari negli anni. Sì, è difficile trovarlo, questo è stato incidentalmente recuperato dai Sì, pescatori. questo è stato catturato accidentalmente. Bellissimo, venite a vederlo perché è una delle cose che caratterizza questo presidio culturale e universitario unico nella città di Chioggia. Io ringrazio Matteo dell'ospitalità, A voi. di avermi così in breve tempo dato delle piccole dritte sui cambiamenti del nostro mare Adriatico e io, caro Matteo, lascio il museo e raggiungo l'antica torre di Sant'Andrea. Grazie, Prego. grazie davvero. Prego. Sono all'interno dell'antica torre di Sant'Andrea, una costruzione militare, una torre di avvistamento che venne eretta nel 950 d.C. La peculiarità di questo manufatto è che oggi contiene al suo interno, pensate, l'orologio da torre più antico del mondo. In precedenza questo orologio era ubicato nel Palazzo Pretorio, nel cuore storico della città, lungo Corso del Popolo, il quale venne devastato da un terribile incendio del 1817. Questo orologio sostanzialmente sparì, fu ritrovato solo a fine anni 90 all'interno di questa torre e restaurato. È un orologio molto prezioso
perché venne costruito dalla nota, famosissima famiglia Dondi, i più importanti costruttori di ingegni e di meccanismi tecnologici del Medioevo. Infatti la data di costruzione di questo pezzo è del 1386. Ancora oggi è funzionante, ancora oggi è in grado di segnare le 24 ore attraverso queste lancette che non sono altro che dei raggi di sole giallo che splendono in questa città meravigliosa che è Chioggia. A questo orologio, a questa torre è legata anche una leggenda, ma ce la racconta il professor Luigi. Professore, ma questa leggenda del prete Onze? È una leggenda, abbiamo dovuto spiegarla bene agli scozzesi che ci hanno detto: noi abbiamo l'orologio, il vostro è più antico, ma noi abbiamo anche il fantasma. E che noi non abbiamo il fantasma. Allora, in torre a Sant'Andrea c'era una volta un prete che viveva lì, metteva a posto gli orologi, faceva il falegname, faceva un po' di tutto, mangiava i colombi e anche le uova di colombo. E una volta, una notte, l'hanno trovato morto, stecchito. Il prete? Il prete, si chiamava Veronese, è del 1888, quindi sappiamo anche chi era. E la gente dice che è il prete Onze, perché de notte, dal verbo onsare, ungere, perché de notte appasse e a onze il meccanismo dell'orologio e l'orologio va avanti. E dice che quando va su dei fantolini, dei bambini, ha che fa una carezza, perché ha che vuole bene i fantolini. E è la storia del prete Onze, anche noi abbiamo il nostro fantasma. Veniamo a Ciosa che facciamo vedere il fantasma. Luciano, ma che differenza c'è tra Ciosotti, Marinanti e Foresti? E Foresti. Allora, il mondo si divide, come dicevano i greci, in Ciosotti e tutti gli altri se Foresti. Anzi, se Ranari, perché i mangiano rane, no? Ranari o Foresti. I Ciosotti si considerano una razza a sé. Il mondo dei Ciosotti aveva girato via mare fin su, andava addirittura fino a Alessandria d'Egitto, ma fuori delle porte non c'era mai andai. Infatti fuori delle porte si parla un dialetto che non è quello Ciosotto. Poi a Marina parla il marinante e quindi i Ciosotti ha un linguaggio, un modo di fare che è diverso. Li si considera gente de mare e non gente de terra. Infatti quando Cecco Beppe è venuto a Ciosa, Francesco Giuseppe, gli ha detto Cecco Beppe. Sacra Maestà, benvegna, così dice i popoli Ciosotti. Gente buona, dal cuore in petto, anche se parla un po' con la Carlona. Una grazia volessimo domandare che i nostri fioi a rimandesse de mare, perché a camminare mondo che desconviene. Allora il Cecco Beppe si è aggrattata la barba e ha detto si faccia la marina. E per questo la marina era formata a Ciosotti. E nella guerra di Lissa, tra Veneti e italiani, ha vinto i Veneti. Perché il comandante austriaco parlava in Veneto, ha detto fioi e ha buttato a fundi le navi dei piemontesi. Andiamo a berci in ombra? Sì, mamma mia, mi basta messo il caffè. All'ombra, all'ombria. Nella splendida Riva Vena con la Pinacoteca della Santissima Trinità e la chiesa di San Giacomo, il splendido campanile con l'angelo sopra. Una Chioggia che vuole rinascere, un centro storico che, come abbiamo visto anche durante la stagione estiva, si è animato in una maniera incredibile, e una città balneare come Chioggia, Sottomarina Lido e Isola Verde ha tanto ancora da dare. Un progetto a livello internazionale di promozione che vede come focus la crocieristica, che vede come focus il brand del balneare, ma tanto ancora Isola Verde. Isola Verde è una località turistica totalmente naturale che noi come sistema turistico, albergatori diciamo, vediamo uno sviluppo sostenibile e che potrebbe essere da volano per un nuovo segmento
di economia turistica. Ecco, sicché in questo momento abbiamo tanta fiducia sul futuro, noi ci identifichiamo come economia emergente, un'economia che nonostante i periodi bui che abbiamo visto negli anni precedenti ha avuto sempre un trend in crescita. Anche quest'anno le nostre presenze sono aumentate di un 2-3% e speriamo anche in futuro nel 2024 di avere sempre questo trend positivo in aumento. Continuate a scoprire Chioggia, la splendida Chioggia, con gli amici della Siamo all'interno di uno dei bragossi Ulisse con il mitico Marco che ritroviamo dopo un po' di anni. Sempre compagno, guarda. Uguale, sempre uguale, sì, uguale. Sempre gentile, anche perché il tuo lavoro è a contatto con tanta gente. Tanti turisti, sì. Quindi in questo momento dove siamo, Marco? Adesso siamo a Sottomarina, nella parte vecchia, dove ci sono le barche da vongole, sono i vongolari. Ok, e tu porti i turisti a Sottomarina, ma non solo. Io faccio il giro turistico tra Chioggia e Sottomarina, anche verso Pellestrina, e dove anche faccio un servizio che uno che è a Chioggia vuole andare in spiaggia a vedere la spiaggia, la diga, va a vederla, che uno a Sottomarina fa mezzo giro e va a Chioggia a vedersi Chioggia, così uno ha la città completa, sia Chioggia che Sottomarina. E non sei da solo in tutto questo viaggio, questa avventura? No, siamo di famiglia, c'è mia moglie, ma soprattutto mia figlia che dall'anno scorso comanda anche lei la barca ed è proprio un comandante del Bragosso Ulisse. Comanda. Come si chiama? Gloria. Capitana Gloria, Mi comandante spiace Gloria. che oggi non c'è, che sta poco bene, se no era il qua con noi. periodo. E com'è cambiata questa laguna da quando insomma i tuoi ricordi affondano le radici? Beh, è cambiato tanto perché sono tante barche molto più moderne sia per la pesca e tante barche anche con il turismo, hanno aperto 2 o 3 darsene veramente belle. E questo è un bragosso che è una imbarcazione particolare. Questa no? è una barca tipica di Chioggia, un bragosso dove si usava per andare a pescare. Io le chiamo le barche senza tempo perché hanno fatto pesca, hanno fatto guerre, trasporto merci, adesso fai il trasporto turisti. Perché tu hai un passato anche legato alla pesca. Ero un vongolaro, sì. Ero proprio la barca da vongole. Sono stato il primo a Chioggia nel Veneto del 97-98 a fare il pescaturismo. Portavo i turisti con la barca da professionale a pescare e anche a mangiare il pesce che si prendeva. Certo. E ce n'è gente che visita Chioggia, Sottomarina, Sì, che sì, sale poi, a bordo di tantissima, e negli ultimi 2 o 3 anni è cresciuta moltissimo come turismo. Quindi la vocazione di Chioggia ci sta spostando sempre di più verso l'accoglienza turistica. Certo, sì. E col Mose? No, il Mose siamo contenti perché verso fine ottobre, i primi di novembre, se non c'era il Mose, sia Chioggia che Venezia, sarebbe stato un guaio perché avevamo l'acqua alta quasi per 20 giorni, tutti i giorni su. Il Mose ci sta salvando veramente. Ma senti, ti piace stare qua? A Chioggia Sottomarina? Sì. Tanto. Io avrei una sola domanda. Sì. Una. Posso suonare la campana? Anche 2 volte se vuoi. Vai! Occhio! E allora si parte!
sono contento, ma tanto contento, perché ritrovo Alberto. Insomma, è un piacere essere ancora qui nel tuo ristorante. Piacere mio avervi ospiti qua. Insomma. Ci siamo conosciuti ormai tanti anni fa. Diciamo che tu insegui la mia storia e io inseguo la tua, in qualche modo. Ci seguiamo a vicenda. E negli anni Alberto è diventato uno dei ristoratori più importanti di questa città, che è Chioggia, insieme ovviamente a Marina. Esatto. Hanno costruito questo piccolo tempio del gusto, così riconosciuto dai chioggiotti, ma dai tanti turisti che passano di qua. Raccontaci un po' in breve cosa è successo da quando hai iniziato il tuo mondo, la tua avventura. Io mi avvicino alla ristorazione già da giovane, già da 16 anni, e da lì parte questa passione che comunque è il mio carburante, no? Poi col tempo abbiamo fatto sto patto con la Marina, abbiamo deciso gli ho detto, se vuoi che io vengo ad abitare Chioggia, devo avere un'attività Perché tu sei un tutta mia. foresto. Perché io sono foresto, sono originario di Pellestrina. Distantissimo. Sì, molto distante. E così è stato. Quindi a 16 anni rileviamo questo ristorante che stiamo ancora conducendo. Chioggia è sempre di più divenuta importante proprio per la gastronomia. Descrivimi velocemente qual è la cultura gastronomica di Chioggia. La cultura è molto semplice. Qua si basa tutto sul pesce fresco, sul pescato locale, come ad esempio le canocchie che vi ho servito oggi, no? Sui prodotti della pesca, sull'orticoltura, da menzionare il radicchio che fa la parte del leone, insomma, dopo la zucca, tutti questi prodotti qua. Quindi noi possiamo dire che vinciamo a mani basse, perché basta avere il prodotto fresco e a fare un ottimo abbinamento e siamo a posto. Quindi insomma. Sì, la fai un po' facile. In realtà, sì. per fare... Dopo esatto, sì, come quelli che dicono il risotto è semplice da fare, chiaro, per chi lo sa fare, Esatto. ma altrimenti non è proprio così. Ecco. Quando Quindi, vediamo Alberto che spadella, a me viene in mente un grande chitarrista che compie una solo con la chitarra, e sembra così semplice a guardarlo, in realtà è complesso, ma chi è bravo ha questa maestria, ha questa capacità di far sembrare un gioco da ragazzi qualcosa Esatto. che in realtà non è così semplice. ognuno ha il suo mestiere, quindi Nel cuore di Chioggia siamo attaccati al ponte più importante della città, ai quindi piedi del ponte. Sì, al ponte di termine Villa. del Cardo Romano, quindi il Corso del Popolo, nel cuore più importante di questa isola città. E su questo piatto c'è qualcosa che rispecchia il gusto proprio ciosotto, vorrei dire, che sono queste cannocchie Esatto. con una polenta. Cosa è successo all'interno di questo piatto? Tutto e niente. È successo che abbiamo preso le canocchie arrivate stamattina, le abbiamo sbollentate, le abbiamo pulite per bene tutto quanto, poi le abbiamo saltate in padella con delle erbe aromatiche sempre provenienti dalle nostre terre. Perciò una selezione di erbette per fare sto mix, sta sorta di curry nostro, chiamiamolo così. E spadellati in padella, poi sfumati con un po' di brandy, un filo d'olio e il prezzemolo e basta. Adagiate sulla polenta tenera. Quindi un Non piatto serve altro, un antipastino leggero per insaporire i posti canocchie. che dà sono colore comunque- a questa gastronomia, dà gioia al palato e soprattutto ti viene come il desiderio di domani vedere un amico e dire: caro amico, vai da Alberto, perché Vai- lì sei vai a mangiare nelle le mani canocchie. giuste, lì Esatto. stai bene e mangia Sì, le sì, canocchie. Io direi di assaggiarle, se è d'accordo. va bene. Proviamo, prova del 9, la prendo così, vero? Sì. Faccio un boccone, Allora, sì. così, Assaggi. con la mano, Vai. ho sbagliato? No, è giusto. Tira fuori la lisca, insomma, la parte del carapace. Ecco, esatto. Straordinario. Io vorrei fare scusate, vuol dire che era veramente buono, fare un brindisi con te, al tuo staff, a tua moglie, ai tuoi figli, e vorrei godermi questa polentina con le cannocchie in pieno spirito ciosotto. Evviva! Evviva. Grazie. Grazie.
all'interno dell'antica chiesa romanica di San Domenico, la chiesa detta Santuario del Cristo, perché contiene un'opera straordinaria. C'è una scultura della crocifissione di cui non si hanno notizie certe. Sappiamo che è custodita all'interno di questo luogo incantevole dal 1812. È una statua particolare per dimensioni e per proporzioni. Questo volto molto grande, meravigliato, stupito, sofferente, gioioso, lo si capisce forse guardandolo dal basso. Un corpo sproporzionato, un costato sventrato che dà l'idea della sofferenza e della passione di Gesù Cristo. Abbiamo avuto l'opportunità di assistere a una temporanea di Alvaro Blanco, dove viene ricostruita la storia della Sacra Sindone, che trionfa sotto l'abside con questa ricostruzione del corpo iperrealistica, in cui ogni dettaglio, ogni segno di quello che molti decretano essere il corpo di Cristo sono davvero pazzeschi. Quest'opera dialoga perfettamente con il San Paolo stigmatizzato di Vittore Carpaccio, l'ultima opera del grande artista veneziano, risalente al 1520, dove il rosso della veste trionfa in modo assoluto, l'eleganza del corpo, l'umanesimo trasuda da quella tela e dialoga perfettamente con questo Cristo. Un mistero, una realtà, l'umanesimo, il Rinascimento, lo Spirito Santo trionfa a San Domenico. Antico cantiere navale di Chioggia, il più antico, ma soprattutto il più antico, il più vecchio maestro d'ascia ancora operativo, che sta ancora lavorando, Varagnolo Franco, qui al Conavar Costruzioni Navali Varagnolo. Caro Franco, com'è cominciato tutto e quando è cominciato tutto? Ho cominciato all'inizio, quando avevo 8-9 anni. Andavo a scuola, venivo a casa, mi facevo le lezioni che davano i maestri e poi andavo in cantiere, che c'era un cane che si chiamava Skipper, che aspettava che potesse da mangiare al suo cantiere, il cantiere. E ho cominciato da gavetta con la bucera, la famosa bucera che portava la barca via tutta l'isola, questa era. Non c'era il ponte. E portavamo la gente, gli operai, gli armatori, dei quadri là del canale. E così ho cominciato. A 12 anni, finito le scuole, allora ero fisso andare in cantiere. E là abbiamo fatto la gavetta, che adesso 12 anni, dice bambino, mi messe sotto i fundi delle barche, costruivano i nonni, i bastimenti, le barche marinere, i trabacoli. E mi piaceva vedere queste costruzioni fenomenali che faceva. Tutto a mano, tutto a mano, tutto a mano. Adesso il cantiere è moderno e perciò abbiamo sempre la pittima che vogliamo dire una parola brutta, a chiudere i neodie perché fanno rumori, perché fanno cantiere, ma questo è nato cantiere. E quindi voi producete? Non posso mettere i chiodi su una barca, ma dobbiamo che mettere la massa, e la massa fa rumore.
E così. Quindi la tua avventura sta continuando ancora oggi e Sì. sei aiutato dai tuoi figli. Dei figli. Sono Daniele, Sì. Kelly e Rocco. È mattina vengo che apro il cantiere e dopo vado a fare a camminare tra gli amici carpentieri, ma il cantiere deve stare nella mia vita. Caro Franco, senti, io posso anche imparare qualcosa qua, vero? Se ha buona volontà sì, Sì. ma però da ragazzino però. Esatto, devo cominciare qualche anno fa. Allora io andrei a imparare qualcosa. Intanto sì, insomma. ti ringrazio. Ricordiamo, Franco Varagnolo, detto? Balon. Ok. Non so per cosa mio nonno era Balon, mio nonno era mio padre era Balon. Avevano un detto come che si portavano, che si conoscevano, come Vincenzo Varagnolo che era mio nonno, che ne aveva tanti Vincenzi, tanti Varagnoli. Allora come Sottomarina adesso che hanno il nome e il detto. Il detto. E così a Chioggia era lo stesso. Bene, io vado a imparare e ti lascio a lavorare perché so che non ti fermi mai, ok? Va bene. Grazie. Questa si chiama canapa, serve per chiudere le fessure del fasciame tra un chimento e l'altro. Ne prendi un po' di più, vedi, e la fai più grossa. Al contrario, se ti serve da chiudere una fessura più piccola, tiri un po' di più Ok, e la fai fina, vedi. ok. Questo è il procedimento. Questa è canapa catramata, Ma canapa, ma detta anche? stoppa, Ah, ok. chioggiotto stoppa. Ok. Tutte le barche in legno sul fasciame hanno questa, fra uno e l'altro così. Ok. E non c'è altro sistema di chiudere falle, di penetrazione d'acqua, serve solo questa. Questa? Questa. Nel 2023 si usa questa. Nelle barche in legno tuttora si usa ancora questa. Alla faccia dell'intelligenza Esatto. artificiale. Non c'è sistema. Che piacere dopo qualche anno rincontrare Beniamino, un chioggiotto doc che ci ha accolto con un grande sorriso in questa mattinata un po' grigia ma tipicamente invernale. Chioggia è bellissima, ma perché è così speciale per te? Beh, è una città a misura d'uomo, assomiglia a Venezia, o meglio Venezia assomiglia a Chioggia visto che è più antica, e quindi un centro storico bellissimo con le rive, i campielli, ma anche il mare di Sottomarina, la laguna dietro con il ponte di Vigo, un ponte di pregevole fattura fatto in pietra d'Istria, e abbiamo la campagna con il radicchio IGP di Chioggia, la cipolla, insomma proprietà organolettiche di una ricetta dalla quale non dobbiamo mai essere sazi. Come dicevi c'è tanta storia che cercheremo di scoprire in questa nostra avventura, però Chioggia ha anche delle visioni particolari importanti per il prossimo futuro. Beh, guarda, 3 pianificazioni veloci. Allora, la prima, le crociere, migliaia di persone e decine di navi da crociera. Già nei primi 2 anni abbiamo visto un grande progetto realizzato e per il futuro di implementarlo. La pianificazione sul verde per una Chioggia più green con degli spazi verdi, parchi, grazie al PNRR.
e quindi per l'inclusione sociale, ma per il tempo libero e per le cose che ci stanno più a cuore. E infine una cittadella dello sport pianificata in 3 stralci. Il primo sarà di far ritornare una pista d'atletica, ma anche costruire in futuro un palazzetto dello sport e tutto quello che può essere anche una piscina coperta. Laguna, mare, la bellezza del centro storico, però come diceva adesso Beniamino, una città che si proietta al futuro attraverso l'inclusività. Ci buttiamo dentro il centro storico? Andiamo! Evviva! Freddo. Dove siamo? Dove siamo? Siamo su questo ponte e adesso percorreremo l'anello dell'Usenzo, questo bacino lagunare che fondamentalmente divide la stupenda città di Chioggia dalla meravigliosa sottomarina Clodi Minor. Poi mi porterai al museo civico e al mercato ittico, vero? E abbiamo fatto tutto praticamente. Esatto. Quindi però facciamo intanto pedaliamo. Questo giro in bicicletta perché guardate, cioè già da qua si vede uno spettacolo. Andiamo a vedere questo panorama straordinario, che bello! Dai. In bicicletta! Pedaliamo, che pedaliamo, fresco, pedaliamo! Che fresco! Pedaliamo, non si monta finché non si è su. Sul ponte no. Sul ponte a piedi. Sul ponte sventola bandiera bianca. Via! Muovete. Via.
Nicoletta all'interno del Museo Civico di Chioggia. È un museo importante per la città perché raccoglie la storia sociale ed economica delle comunità che hanno vissuto questo luogo centinaia di anni, e quindi si ricostruisce un po' la storia dell'economia, della pesca, dell'agricoltura. Però c'è una sala particolare dedicata a 2 eroi di Chioggia, io amo definirli così. Tutti hanno in mente la tragedia di Superga del 1949, dove persero la vita tutti i giocatori della Grande Torino, forse la squadra in quel periodo storico più forte del mondo. Nicoletta, cosa ti viene in mente pensando a queste figure lontane nel tempo ma così importanti per la città? Per me e per Aldo è un onore essere nipoti di Aldo e Dino Ballarin, e oltre ad avere questo onore abbiamo anche uno scopo nella nostra vita, che è quello di tramandare appunto la storia di Aldo e Dino e di tutto il Grande Torino, perché secondo noi non bisogna dimenticare quello che è successo e quello che erano questi grandi giocatori e grandi uomini, e tramandare anche i veri valori dello sport che c'erano un tempo e che purtroppo adesso si sono un po' persi. E quindi in questi ultimi 20 anni abbiamo fatto delle esposizioni temporanee, e invece da 2 anni siamo riusciti, grazie all'amministrazione comunale, ad avere a disposizione questa bellissima sala, e abbiamo appunto cercato di raccontare la storia di Aldo e Dino e del Grande Torino con delle fotografie, con dei video, con dei cimeli, degli indumenti, il biglietto dell'aereo, insomma tutta una serie di cose che soprattutto mia nonna è riuscita a mettere da parte del marito e anche la famiglia. È un monito per i più giovani a ricordare da dove sono partiti questi 2 ragazzi, certo, quanta strada fecero al tempo, erano un terzino fortissimo e un portiere, sì, e facevano parte di quella squadra che poi fondamentalmente era la nazionale di calcio. Praticamente sì. E quindi abbiamo perso una nazionale con quel tragico evento. Sì. E forse adesso che la città di Chioggia sempre di più sta recuperando quel antico percorso sportivo da regalare ai giovani attraverso anche infrastrutture e nuovi lavori, ma la memoria è importante, la memoria storica, non solo verbale da parte dei vostri nonni, ma anche la memoria che era chiusa all'interno di questo spazio, per ricordare che con fatica e impegno da Chioggia si può arrivare a risultati davvero enormi. Io ringrazio i 2 nipotini. Grazie. C'è qualcosa che ti rimane in testa su qualche racconto che faceva magari tua nonna? Di che persone? Mia nonna ha tanto raccontato del marito, cioè lei è rimasta vedova da giovane, come anche la nonna di Aldo, con dei bambini piccoli, però entrambe hanno vissuto nel ricordo dei loro mariti, quindi raccontavano sempre tutto quello che succedeva quando erano giovani, quando vivevano a Torino, quando tutto era bello, tutto era magico, sì, finché purtroppo poi è successo quello che insomma tutti sappiamo, e da lì ovviamente si è fermato tutto. Ecco. Adesso noi li ricordiamo con il sorriso, certo, lanciamo questo messaggio a chi vuole fare sport e diventare forse un giorno un grande personaggio per questa città, come lo sono stati i 2 fratelli Ballarin. Grazie, certo, Nicoletta, grazie a voi. Aldo, grazie davvero. Grazie.
Mezzo al pesce. Andiamo! Mezzo al pesce. Mamma che grande sta Guarda che cosa. roba, guarda. Che fa? Matteo! Ciao ragazzi, Ciao Matteo. Tutto bene? Benissimo, siamo all'interno di uno dei mercati del pesce più importanti d'Europa. Il mercato del pesce più importante d'Italia è uno dei mercati più importanti Con la d'Europa. flotta più grande in Italia. Certo, la flotta peschereccia più importante d'Italia. Cosa succede qua dentro ogni giorno? Beh, qua come vedi conferiscono centinaia di chili di prodotto ittico, se no tonnellate settimanali, e ogni giorno c'è una baraonda di commercio ittico, insomma, di pesce che va a finire in tutta Europa. Vengono a comprare il pesce qua, partono i camion e se li portano se li via. spediscono in tutta Italia e un po' in tutta Europa. Ma c'è l'asta anche? L'asta, più tardi faranno l'asta, vedrai. Com'è il discorso orecchio? Noi abbiamo ancora l'asta più antica d'Italia, l'asta d'orecchio, dove quando un commerciante va a richiederla si convogliano vicino all'astatore e ad orecchio ognuno racconta il suo prezzo nascosto. Insomma. E vince chi? Vince il prezzo più alto. Ah, più alto, non più basso. Certo, l'asta è a rialzo. A rialzo. Quindi noi ci godiamo questo momento sì. che fa parte della storia dell'economia di Chioggia Certo. ed è un fiore all'occhiello del lavoro, della produttività, ma soprattutto del gusto italico, italiano. Un'eccellenza italiana, il prodotto ittico di Chioggia. Andiamo a comprare? Dai, Vai. via! All'asta, all'asta! Cosa fai con la chitarra? Non dobbiamo suonare! Ma non questa! Questa! Ivo Gallo! Dimmi le Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Finisce questa nostra avventura a Chioggia. In questo momento ci troviamo lungo l'arenile invernale di Sottomarina. Infatti fa freschetto. Quindi storia, bella gente, ipergastronomia, super economia, una città davvero straordinaria. Io vorrei chiudere con le parole di Goldoni, che abitò per qualche anno proprio a Chioggia e in questa città ambientò una delle sue commedie più famose, Le baruffe chioggiotte, e diceva: Chioggia è una bella e ricca città, 25 miglia distante da Venezia, piantata anch'essa nelle lagune. Ha un porto vivissimo e comodo e ben fortificato. Vi sono delle persone di merito e di distinzione. Il cavaliere della città ha il titolo di cancellier grande e ha il privilegio di portare la veste con le maniche lunghe e larghe, come i procuratori di San Marco. Ella, insomma, è una città rispettabile. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questo viaggio. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima avventura. Ciao a tutti e grazie! Tutti
a Chioggia a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in spiaggia fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio in maggio è nato un fiore, e ci hai visto su dal cielo. Hai trovato piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano ti ha trovata su uno scoglio, ed eri tu.